c'è anche qualcuno che si è allontanato aveva violato quelle che sono le regole della quarantena. Ci sono anche 2 evasi dalla quarantena, di cui un 66enne di paese, tra le persone sanzionate in questi primi 3 giorni di controlli su Green Pass e Super Green Pass nella Marca. Siamo a oltre 6.800 persone controllate con una quarantina di sanzioni irrogate e oltre 670 esercizi commerciali con veramente pochissime sanzioni irrogate, sono 4. Dati confortanti nel rispetto delle regole da parte dei trevigiani. 40 sanzioni sono persone singole, quindi persone che erano senza il Green Pass, sia nel bar che eventualmente anche durante i controlli sui trasporti. E poi abbiamo appunto qualcuno che è stato controllato perché non indossava i dispositivi di sicurezza laddove previsti e ovviamente i 4 gestori, evidentemente sono 4 operatori economici che avevano fatto entrare persone non in possesso del Green Pass o del Green Pass rafforzato. Per questi ultimi, oltre all'ammenda, ora c'è anche la possibile chiusura se si ripeteranno i fatti. C'è un minimo di 400 a 1.000 euro, ma in caso di recidiva possono essere anche disposte delle chiusure, quindi veramente non vale la pena, si rischia non dico di perdere il guadagno della giornata, ma anche di più solo per aver fatto entrare qualcuno che non era in possesso del titolo giusto. Una situazione che nel complesso fa dire al prefetto di Treviso. E se giallo deve essere che lo sia, ma che insomma si tratti di un periodo anche abbastanza, come dire, breve e che poi, come dire, anche questa quarta ondata scenda.